Spoštovani gostje, cenjeno občinstvo, lep pozdrav vsem v imenu Zveze slovenskih kulturnih društev. Izredno veselje nam je, da lahko gostimo to nagrajevanje Čergoli na letošnjem 5. festivalu Slofest. Cari ospiti, gentile pubblico, è con immenso piacere che porgo il benvenuto a nome degli organizzatori, l'ASSKD, l'Unione dei Circoli Culturali Sloveni. Siamo lieti di poter ospitare l'assegnazione del premio Čergoli alla 5ª edizione dello Slofest. Torej naj bo naše popoldne posvečeno multikulturnosti in seveda naše čestitke gredo vsem sodelujočim. Quindi, con il desiderio che questo pomeriggio sia all'insegna della multiculturalità, i nostri complimenti vanno a tutti i partecipanti. Srečno e buon proseguimento. Dobar dan, dober večer vsem, buonasera, buongiorno, in sloveno non so mai se è giorno o sera. La mattina si è chiara, ma il pomeriggio e la sera non tanto. Club Turisti Triestini, sono il presidente, ringrazio quindi najlepša hvala al Slovenski kulturni gospodarski zvezi in tudi Zvezi slovenskem kulturnih društev za pokroviteljstvo in gostoljubnost. Smo zelo nam je čast, da smo tukaj. È stato per noi un successo, una crescita quest'anno, essere riusciti a raccogliere intorno al nome di Čergoli 7 concorrenti e 5 patrocinatori. Quindi vado un poco con l'italiano. Il ringraziamento soprattutto alla giuria che ha lavorato negli ultimi mesi per valutare questi 7 lavori che sono arrivati, quindi presieduta dal professor Piero Puric, con l'aiuto della regista Loredana Goetz, che curerà la buona riuscita della serata sicuramente, la dottoressa Giulia Stibiel, giornalista, il dottore in traduzione Daniele Furlan e purtroppo assente il nostro Sandi Radmilovic, trattenuto nella lontana Val d'Aosta. Sui concorrenti parlerà la giuria, pian pianino lasceremo, ognuno di loro avrà un po' di tempo per illustrare i lavori. Fra poco avrete i saluti da parte dei patrocinatori. Voglio solo dire e ricordare che il premio Čergoli non è un premio sulla poetica di Čergoli, ma un premio che è stato ha preso forma e ha preso vita dalle sue parole, dalla frase sintetica che ha detto, dall'umanità per la nazionalità alla bestialità. Quindi Čergoli ha visto la nazionalità, ovvero il nazionalismo, come una malattia che qui da noi, come sappiamo, ha fatto grossi danni per tanti anni, e noi cerchiamo di superare questo momento. Lo superiamo evidenziando la presenza di un meticciato culturale e linguistico. Abbiamo tra noi persone che parlano più lingue, sloveno, italiano, croato, tedesco, no? Serbo magari, che appartengono a più religioni, anglicana, ebraica, cristiana, cattolica, musulmana, abbiamo di tutto. C'è gente che non si sente di dover per forza dichiararsi italiano o sloveno o croato, ma si sente più tranquillamente forse europeo, speriamo, e di non dover appunto denunciarsi come appartenente a una sola nazionalità.
Questo è il nostro piccolo contributo per tentare di costruire una comunità europea, no? Un'Europa di pace, di armonia e di sviluppo. Buon ascolto, buon divertimento, buona serata. Lep pozdrav vsem, buon pomeriggio, willkommen. Našemu pozdravu bodo sledili pozdravi pokroviteljev. Prego gli ospiti che ci porteranno i loro saluti di fare interventi brevi. Čas na našo razpolago je namreč omejen. Invito a prendere la parola il signor Pierluigi Sabatti per il Circolo della Stampa di Trieste. Dobar dan vsem, veseli me, da Slofest gosti našo nagrado Čergoli. Našo zato, ker je novinarski krožek Cirkolo della Stampa že od vsega začetka verjel i pobudo, ki jo promovira e podpira Tržavski klub turistov. E adesso vado avanti in italiano perché credo di aver già troppo offeso lo sloveno, spero non tanto. Allora, Čergoli è stata una delle pochissime personalità che in quegli anni tormentati del dopoguerra ha cercato l'altro e ha creduto che fosse possibile un dialogo tra le etnie che componevano e compongono questa città. Fu pesantemente osteggiato. La sua figura e la sua attività vennero osteggiate quando Trieste ritornò sotto il governo italiano. Fu oscurato e per molti anni rimase in silenzio. E fu una scoperta della cultura italiana, grazie a Claudio Magris, a Angelo Ara, Cesare Cases, la scoperta della Mitteleuropa, che lo portò alla ribalta. Lo portò alla ribalta in una sonnacchiosa estate del 79, con il suo libro Il complesso dell'imperatore, libro che tra l'altro si svolge proprio in questa zona, perché questi sono i palazzi visitati dal coboldo Hinzelmann nei suoi giri in questa città. E quindi il libro fece il botto e l'Italia si accorse che nello sconosciuto nord-est c'era un altro scrittore, oltre alla triade Svevo, Sabato, Parigi, eccetera. Non si parlava ancora degli scrittori sloveni, ma scoprì che era un altro scrittore, ma scoprì soprattutto un grande poeta. Io ho avuto la fortuna di intervistarlo per primo sul piccolo, che prima appunto lo oscurava, sul piccolo che lo aveva appunto ostracizzato, ma finalmente i tempi erano cambiati. E proprio perché il premio Čergoli è nato per superare quegli ostracismi, che il Circolo della Stampa partecipa convintamente, con grande piacere, nel ricordo di un uomo che aveva visto giusto e che aveva pagato per questo. Grazie. Ci ha onorato della sua presenza anche il Club Tre Popoli di Klagenfurt-Zelovec. Frau Eva Meyer-Thaler, bitte. Buonasera a tutti, dober večer. Mi chiamo Eva Meyer-Thaler, sono del Club Tre Popoli di Klagenfurt. Per noi è un grande onore questo invito al premio Čergoli. Ma chi siamo e quali sono i nostri obiettivi? Il club nasce a Klagenfurt nel 1986 per promuovere il rispetto, la comprensione e la cooperazione nella nostra zona dell'Alpe Adria, caratterizzata
dalle 3 grandi culture dell'area europea, la slava, la romana e la tedesca. Conoscere le lingue dei vicini, liberarsi dai nazionalismi, promuovere una educazione che apre gli orizzonti e approfondire la comunicazione con le regioni oltre confine sono i mezzi per far rinascere la coscienza che le nostre regioni, prima del nazionalismo, facevano parte di una zona multilingue e multiculturale. In questo senso ci sentiamo vicini agli obiettivi del Club Turisti Triestini e allo spirito del Premio Cergoli e vorremmo ringraziare Alessandro per l'invito che per noi è una grande gioia. Vorrei dunque pronunciare un cordiale saluto da parte del nostro presidente Walter Vracko. Però non vorremmo solo riflettere, ma anche agire. A Klagenfurt c'è la Casa Musil, centro di ricerca letteraria e di eventi letterari. Vorremmo invitare cordialmente Alessandro e i concorrenti del premio a presentare le loro opere alla Casa Musil l'8 maggio 2022. Grazie e buon proseguimento. Na vrsti je sedaj predstavnik judovske verske skupnosti v Trstu. Prego l'assessore alla cultura della comunità ebraica di Trieste, il signor Eliau Giorgi, di avvicinarsi al microfono. Buongiorno, buonasera. È con grande piacere e onore che sono qui insieme a voi, grato di potervi porgere il saluto della comunità ebraica triestina. Vi auguro successo e soddisfazioni nel vostro importante lavoro di fare conoscenza e fare memoria e ricordo del nostro territorio così particolare, così speciale. E tutto questo ha lo scopo di mantenere e ancora più sviluppare quell'essenza territoriale che già fu quel luogo ponte il più europeo allora possibile. Voi state diffondendo anno dopo anno la stessa essenza dell'idea di Trieste città pluriculturale, plurilinguistica e pluriconfessionale. Vi ringrazio, grazie. I nostri ospiti hanno seguito le nostre raccomandazioni e sono stati molto brevi, grazie. Do ora la parola al signor Luciano Santin che parlerà a nome della Società Triestina di Cultura Maria Teresia. Bitte, Herr Santin. Diventa tedesco. Dobro večer vsem, oprostite negli slovensko, purtroppo appartengo ai tanti triestini di lingua italiana che per le note vicende del Novecento hanno visto cancellata una condizione naturale e positiva, cioè quella di accedere alle altre lingue, un diritto e un patrimonio dei quali siamo stati espropriati. Come Società di Cultura Triestina Maria Teresia condividiamo, aderiamo naturalmente in maniera convinta alla meritoria iniziativa del Club Turisti Triestini, del quale sono peraltro socio, ancorché poco attivo, ma convinto sostenitore. Ricordare Carolus Alois Cergoli o Zercoli, conte Serini o Zrini, dovrebbe essere un dovere civile e morale, prima ancora che culturale, per la città. Ma sappiamo che a Trieste, c'è stato, oltre che per ragioni nazionalistiche, anche per ragioni di potere, c'è stata una gerarchizzazione dei valori su base prevalentemente o quasi esclusivamente di italianità o italianissimità, perché ci vogliono i superlativi. Cergoli invece da triestino autentico, come è stato detto, è stato un europeista istintivo, aperto all'incontro, sostenitore dell'idea del triplice radice del sì, del da e del ya. Ho avuto la fortuna di conoscerlo abbastanza bene, dire amico sarebbe milanteria, ma l'ho frequentato. E recentemente
o per un'iniziativa sul dialetto proprio col Circolo della Stampa, ho avuto modo di rileggermi con cura L'attitudine Nord, la sua opera omnia. E sono rimasto abbagliato dal nitore, dallo splendore policromo di questa prosa muscolosa, no? Con una forza espressiva, l'aveva detto Joyce questo, del primo Cergoli. Ecco, un grande poeta, Cergoli, del quale però non rimangono tracce urbane qui. Non c'è nulla che lo ricordi. Sarebbe stato il caso di dedicare una statua a lui piuttosto che a Nannuzio, almeno nella mia opinione, che credo sia abbastanza condivisibile. Però mi permetto di auspicare, anzi di suggerire, che da questo incontro prenda vita un'iniziativa, un comitato per ricordare Cergoli in maniera concreta. La riconfigurazione del Porto Vecchio, certo che cambiare i nomi e le vie è complicato, ma la riconfigurazione del Porto Vecchio creerebbe l'opportunità di intitolargli qualcosa, una via, uno slargo. Se c'è la volontà politica, è quella che manca, lo sappiamo, lo si può fare. Ecco, in alternativa ci sarebbe l'erma al Giardin Pubblico. Alcuni anni fa abbiamo eretto un piccolo monumento a Julius Cughi, altro triestino colpito dalla damnatio memoria fino a poco tempo fa, l'abbiamo fatto con poca spesa. Ecco, allora io mi permetto di suggerire questo e direi che il Club Turisti Triestini, che si è speso, potrebbe essere il capofila di questa iniziativa e anche il collettore degli eventuali contributi. Hvala lepa, grazie. Bližamo se osrednjemu delu tega dogodka, ma se mi permette, presento ancora una volta la giuria che ha analizzato e valutato i lavori pervenuti al concorso Premio Cergoli. Mi govorimo malo tako, ko se dobivamo ščititi, govorimo vse jezike, tudi po domače. Allora, la giuria è composta dal predsednik Piero Puric, dalla tajnica segretaria Giulia Stibiel, nato smo še Alessandro Radmilovic, upravičeno odsoten, oggi assente, Daniele Furlan e la sottoscritta Loredana Getz. Gospod predsednik, tebi besedo. Hvala, dober dan, dober dan vsem. Kot žurija mi smo valutirali, recimo, naše ocenjevali dela, ki jih so prinesli naši udeleženci, guardando soprattutto il criterio della pluriculturalità, della multinazionalità e anche della anazionalità in un luogo dove fondamentalmente non c'è una maggioranza, perché siamo tutti minoranza. Dunque, dopo questa piccola spiegazione breve e poco esaustiva di come si sta dai i premi, hoćemo reći da nagrade su bile recimo normalne, smo dali prvo nagrado, smo dali drugo nagrado in potem je bila tudi nagrada za mlade in questo premio per i giovani il premio per i giovani sotto i 20 anni è stato ottenuto dal video Inciampo nel ricordo di Jacob Krall. Prima darei la parola ai partecipanti, se permetti. Solo 2 parole sul contenuto dei lavori che erano molto differenti, molto disparati, e questo ci ha creato anche qualche problemino, un po' di discussione, diciamo. No. I lavori partecipanti sono stati quello di Alice Cimador, un video intitolato Arrivederci amico mio, il cui tema era sul primo conflitto mondiale. Poi non so se dico correttamente il nome, ha partecipato con un altro video intitolato Flusso d'Oriente, riflusso d'Occidente, Entesham Siad Haidar Kazmi, dal Pakistan.
Ha partecipato al premio con una riproposizione in dialetto triestino del Barbiere di Siviglia, Giacomo Seguglia, con il titolo Il Barbiere di Trieste oltre i confini dell'impero. Jacob Kahl con un altro video, Inciampo nel ricordo, Ernest Scheck con un racconto, Tri stürmet nad Salivom, Jasmin Franza con una tesi di laurea, Načrt za korpusno jezikoslovni opis slovenščine u Italiji, e Selma Spajic con un'altra tesi di laurea, La poetica nella produzione matura di Alessandro Damiani. Adesso i nostri partecipanti presenteranno i propri lavori, ma siccome il tempo è notoriamente tiranno, invito tutti a essere il più curti possibile. Vsak bo imel na razpolago samo nekaj minut, ne bom rekla 3, mogoče bodo 4. Če boste znali sintetizirati, vam bomo zelo hvaležni. Alice Cimador non è potuta intervenire, ma al suo posto parlerà il suo video animato Arrivederci amico. Predvajali bomo samo odlomek.
Jasmin Franza bo predstavila svojo magistrsko nalogo Načrt za korpusno jezikoslovni opis slovenščine v Italiji. Buongiorno, io oggi vi presenterò allora la mia tesi magistrale dal titolo Progetto di descrizione linguistica dello sloveno in Italia con l'ausilio di corpora linguistici. La tesi è stata creata con l'intento di indagare e descrivere i fenomeni linguistici di contatto in quest'area trasfrontaliera dove viviamo gli sloveni in Italia. Purtroppo, a causa della presenza della lingua maggioritaria, il nostro sloveno risulta un po' storpiato, potremmo dire così. E la ragione di questa ricerca risiede principalmente nel fatto di sottolineare che esiste un altro standard di sloveno tra di noi in Italia e purtroppo questo altro standard viene duramente criticato, se non addirittura sottovalutato, grazie, dalla Slovenia. E quindi volevo dare un'occhiata a cosa sta succedendo in realtà col nostro sloveno in Italia. Nonostante la protezione giuridica e l'istruzione in sloveno, il bilinguismo risulta essere molto squilibrato e questo è un dato di fatto. Con la tesi non volevo né giustificare scelte grammaticali sbagliate né condannare lo sloveno che utilizziamo qua. Volevo solo offrire, attraverso l'uso dei corpora linguistici, che sono il vero strumento che permette di vedere l'uso vivo della lingua, quindi attraverso questo strumento offrire un'occhiata in quello che sta succedendo con lo sloveno in Italia. Nella mia tesi ho teorizzato e anche prodotto un corpus pilota dello sloveno in Italia, di conseguenza ho anche proposto l'inserimento di alcuni usi e termini e significati delle parole dello sloveno in Italia nel dizionario sloveno di riferimento, in modo tale da offrire sia agli sloveni della Slovenia un punto di vista verso il nostro sloveno, sia agli sloveni in Italia dar modo loro di consultare le proprie parole, i propri significati nel dizionario e rendersi conto che utilizzarli in un contesto formale dove sono presenti solo gli sloveni potrebbe risultare incompreso o potrebbe addirittura essere compreso in modo sbagliato. Infatti diciamo che i problemi maggiori succedono a livello formale, perché a livello informale, come lo dimostra anche il Club Turisti Triestini, a livello informale possiamo esprimerci come meglio vogliamo. Il problema è che a livello formale, dove i termini dovrebbero essere definiti e uniformi, ecco, a livello formale il nostro modo di esprimerci, a volte un po' impacciato usando termini italiani, risulta sbagliato, ecco, purtroppo. E quindi la mia tesi si proponeva anche a essere un supporto per l'implementazione dello studio della lingua slovena in Italia, in modo tale anche da permettere di instradare lo sloveno un po' verso lo standard della Slovenia per non rischiare che si discosti troppo e diventi una lingua a sé stante, un po' come è successo a Resia, dove non ha più praticamente contatti con lo sloveno centrale. Purtroppo il tempo è quello che è, mi scuso, e per fortuna i nostri lavori sono stati pubblicati sul sito dei Turisti Triestini e vi invito a darci un'occhiata oppure a chiedermi direttamente. Grazie. Hvala, Jasmin. Entesham psiet hejdar kazmi,
del Pakistan, ha prodotto 2 brevi filmati con il titolo Flusso d'Oriente e Riflusso d'Occidente sul cimitero musulmano a Trieste. Si bomo gledali samo odlomek. Prosim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Najlepša hvala tehničnemu osebju. Grazie al personale tecnico. La versione integrale dei filmati e degli altri lavori sarà disponibile sul sito del CTT Klub Turisti Triestini. Jakob Kralj je najmlajši prijavljenec na tem natečaju. Jakob ha fatto un video dal titolo Inciampo nel ricordo. Jakob, prosim. Ne spomnim se, kako si naslovil v slovenščini svoj video. Dobar dan vsem, buonasera a tutti. Torej, ta video je nastal v sklopu projekta o dnevu spomina, ki ga je organizirala moja profesorica zgodovine Jasna Simčič.
in ja u sklopu tega projekta sem jaz sestavil ta posnetek in se odločil, da se bom spomnil na žrtve holokausta s tekom. In sicer združil sem nekako spominske točke v Trstu, in sicer Rižarno in te Spotikavce, in sestavil neko pot približno 20 km in jo pretekel in pri tem tudi snemal in kasneje sestavil posnetek. Questo video è nato dall'iniziativa di una mia professoressa di storia e filosofia, Jasna Simčić, che ha organizzato il progetto sul giorno del ricordo all'interno della nostra scuola, il liceo Franze Presciren, e io ho deciso di ricordare le vittime dell'Olocausto attraverso la corsa. Ho creato un percorso con delle tappe a Trieste, come la risiera di San Sabba, le pietre d'inciampo a Trieste, la gran parte delle pietre d'inciampo, e ho creato questo percorso di circa 20 km e l'ho percorso correndo e mentre correvo ho ripreso tutto con una videocamera e ho poi fatto il video. Questo è tutto, grazie, hvala. Prosila bi, da sfumirate. Hvala. Jernej Šček ha scritto un racconto intitolato Tri strme nad zalivom. In italiano il titolo è Tre cuori nottetempo, anche se la traduzione letterale sarebbe Tre sentieri ripidi sul Golfo. Jernej, izvoli. Najlepša hvala. Spoštovane, spoštovani, dober dan, gentili ospiti, buonasera. Ker računam na sorodna, če že ne naklonjena ušesa med slovenskimi slušatelji in ker lahko, če se vam zahoče, kratko zgodbo berete v materinščini, bi nadaljeval soseččino z željo po novih znanstvih in doznanstvih. Dunque, non basta una vita per dire tutta la verità, figuremose 5 minuti. Ad ogni modo vorrei provare a ribadirne qualcuna. La bozza del racconto, che ho per l'occasione ampliato nei contenuti e limato nello stile, nasce quest'inverno per le pagine festive del Primorski Dnevnik, dall'esperienza del quotidiano, la corsa a nottetempo di un giovane professore in cerca di refrigerio intellettuale sui sentieri di casa, tra le storie della sua storia. Il suo dialogo interiore prende piede, diventando racconto vissuto, esperienza letteraria, avventura di incontro e scontro col tormentato passato, col tormentato Novecento che ancora ci accomuna e divide. Un viandante che, oltrepassando frontiere spazio-temporali tra muretti a secco e fragranze di salvia, incontra i fantasmi del proprio e del nostro passato. Come un candelabro che si impunta su 2 piedi, ancorato alla terra e al mare che ci abbraccia, la gamba sinistra sui Balcani, quella destra sullo stivale, gli occhi puntati su quelle 3 punte dell'Alto Adriatico, un uomo di frontiere che naviga sulle Alpi e scala l'Adriatico, che pesca i tonni al mattino, al meriggio pota le vigne, la sera studia e scrive, seduta a tavola imbandita con iota e fritto misto. Da questo abbozzo contenutistico propongo 2 o 3 sfide riflessive. L'unico scenario possibile per la città nel Golfo volge lo sguardo verso il centro Europa. È lì che gravita il nostro senso strategico, economico, culturale. Gli unici a non capirlo o a non voler farlo siamo noi stessi, o perlomeno quel zoccolo duro tra di noi che reclama il diritto di usufrutto esclusivo sulla città per averla eroicamente unificata a Roma. Un destino da angiporto e da binario tronco è ciò che ereditiamo dal secolo breve. Se ne rendono conto
dopo 100 anni di solitudine, per dirla così, i commercianti qua del corso, l'economia portuale, il settore terziario e finalmente, dulcis in fundo, anche quel che resta della cultura. È dal 1382 che parliamo europeo, da quando abbiamo scelto le Asburgo per non darla vinta alla rivale Venezia. L'unica vera Trieste, ma potrei estendere il discorso all'Alpe Adria, all'Alpe Jadran, è europea e multietnica, magrisiana. È la storia a far giustizia a questo colloquio identitario, con presenza di comunità e culture autoctone accomunate dall'Adriatico mare. Nell'ultimo decennio l'asse politico-culturale è così oscillata verso posizioni esclusiviste che abusano della nostra città per un'ideologia puro sangue, pseudostorica, politicizzata, da relegare il valore della multietnicità, come detto realtà storica, ad una posizione di parte, come se il triestino patoco fosse frutto di ideologie necessariamente di sinistra, filo-austriache, persino separatiste, quindi sovversive e sostanzialmente antinazionali. Non solo la menzogna e l'ingiustizia non sono solo esse ad essere ingiuste, lo è anche l'ignoranza. Tanta ricchezza culturale e linguistica sono state soffocate, ma non del tutto perdute, e quindi in un secondo provo a parlare del plurilinguismo che andiamo ricercando. Il plurilinguismo ha bisogno di reciprocità, altrimenti che vantaggio può essere, che scelta puoi avere se conosci 2 lingue ma puoi usarne solo una perché il tuo vicino non ti capisce? Il bilinguismo perfetto, miraggio nel deserto, potrebbe funzionare così: 2 triestini che parlano 2 lingue, ognuno la propria, entrambe di casa, capendosi a vicenda. E per finire, così come per la pluralità espressiva, anche per quella culturale. Per rimanere tolleranti verso l'altro bisognerebbe esserlo verso se stessi. Il passato di questa terra europea è ad ogni passo, dietro ogni angolo, palpabile ed educatrice di umanità. Su ogni baredo e pastino a picco sul golfo rincorre ed accompagna quel podista nottetempo che è disposto a riconoscerne i diversi volti, ereditarne le voci per rifletterne e tramandarne i contenuti. Hvala za pozornost, grazie per l'attenzione. Avevamo tanti corridori tra i nostri partecipanti e non so se corri anche Giacomo Seguglia. È qui tra noi. Giacomo ha riveduto il noto barbiere di Siviglia, eccolo, che è diventato il barbiere di Trieste, Tržaški Brivec. Giacomo è qui con noi, pensavamo non venisse, però ci fa molto piacere che sia qui. Ce l'ho fatta all'ultimo. Buonasera a tutti. Prima una piccola premessa su tutto quello che ho sentito. Mi sento a casa perché ho fatto la Julius Kugi a Banne, amo Cergoli e mi fa piacere sentire a Trieste, pur non sapendo parlare sloveno, lo sloveno e non solo. Quindi quando io non vivo più fisso a Trieste, ma giro parecchio nord Italia e non solo, agli amici, colleghi non triestini racconto sempre la bellezza, è forse riduttivo, ma la caratteristica fondamentale che è un mix-shot, una confusione incredibile a Trieste di culture, lingue, spiriti, come diceva Cergoli, di spiriti ed umore cosmopoliti, qualcosa di molto molto ampio. Il mio lavoro è nato per una compagnia Arti Fragili, un gruppo di teatro di cui faccio parte a Trieste, per lavorare sulla commedia dell'arte.
E io avevo da tempo questa idea di lavorare sul Barbiere di Siviglia in altre occasioni e durante il lockdown mi sono messo a lavorare a fondo dicendo ma perché non farlo in triestino e non solo? Ci tengo a sottolineare che non c'è solo il triestino, ma un personaggio parla anche greco, qualcosa in friulano, insomma ho cercato di dar vita a tutto l'humus culturale che c'era a Trieste nel fine Settecento. Infatti ho trasposto il Barbiere di Siviglia da Siviglia e Madrid a Trieste e Vienna. Tutto con dei cambiamenti nei personaggi per farli aderire al contesto sociale e politico dell'epoca. È un testo teatrale, quindi non dico molto, se non speriamo di vederlo presto in scena e di avervi ospiti. Ringrazio moltissimo il Club Turisti Triestini per l'ospitalità e ciao. Grazie. Dulcis in fundo, abbiamo pochissimo tempo, speriamo di farcela. Selma Smajić je došla kod nas z Rijeke. La sua tesi di laurea ha per titolo La poetica nella produzione matura di Alessandro Damiani. Selma, molim. Buonasera a tutti. Allora, il mio lavoro riguarda la produzione, cioè la poetica nella produzione matura di Alessandro Damiani, un autore calabrese, nato in Italia, e spinto dall'ideologia socialista si ritrova in Jugoslavia. Però pian piano, appunto soprattutto con le poesie, è possibile individuare l'evoluzione del pensiero e soprattutto dell'ideologia che cambia col tempo. E il culmine, possiamo dire, del lavoro è stato appunto l'intervista grazie al quale ho potuto risvegliare i sentimenti dell'autore, ma anche il suo pensiero e le ideologie, soprattutto filosofiche, con il suo figlio, che ho avuto con il suo figlio Sandro Damiani. Il lavoro si trova appunto sulla pagina di Club Triestini e vi invito appunto a leggere il lavoro. Grazie. Capacità di sintesi perfetta. Hvala vsem autorjem, grazie danke, hvala lijepo. Adesso passiamo al momento culminante dell'evento, la premiazione. Consegnerà i premi la segretaria della giuria? No, è arrivata la presidentessa del CTT, Paola Alzetta. Gospod predsednik Piero Puric, prosim. Dunque, Vicepresidentessa, probabilmente nella traduzione si è perso. Non ho detto bene? No, vicepresidente. Presidente Alessandro Sgambati e vicepresidentessa Paola Alzetta. Allora, dunque, prima, naturalmente, mi sono confuso, ho fatto un errore per cui ho tolto già un po' di suspense. Allora, il premio Cergoli ha anche uno dei premi è destinato ai partecipanti sotto i 20 anni. Kot se recuprej, ta nagrado za mlade je zmagal Inciampo nel ricordo di Jakob Kralj. Con la seguente motivazione. Il lavoro di Kralj coglie nell'episodio della Shoah, narrata attraverso le pietre d'inciampo, la dimensione pluriculturale e plurilinguistica del Novecento triestino, attraverso un originale montaggio filmico ed un ritmo cinematografico tipicamente giovanile. Pravijo, da kri nej vlada, Nono Pino Rudeš je gotovo navdušil vnuka nad kamero. Drugo nagrado prejme
Premeta, ex equo, Yasmin Franza. Approfitto. La motivazione, la tesi magistrale Na črt za korpusno jezikoslovni opis slovenščine v Italiji offre interessanti spunti di riflessione sul ruolo che le realtà linguistiche minori di periferia, a volte sottovalutate e forse non considerate con le dovute attenzioni da parte degli ambienti accademici a livello centrale nel campo della linguistica slovena, svolgono sul tema linguistico dello sloveno standard nell'area linguistica sloveno-italiana. Ma come avete sentito, avevamo da 2 secondi premi pari merito. Jernej Šček ha partecipato al concorso con il racconto Tri nad zalivom, 3 sentieri ripidi sul Golfo. Il racconto, caratterizzato da una lingua estremamente ricca, cesellata e poetica, minuziosamente articolata in ogni minimo particolare, ornata qua e là da note dal sapore vagamente arcaico, mette in risalto in primis alcuni luoghi amati e decantati da Carolus Cergoli, tra Trieste, Trst, Triest e il Carso, Kras, Karst, collocandoli in una dimensione quasi onirica tra passato e presente, ricostruendone altresì il contesto storico ed enfatizzandone la dimensione pluriculturale e plurilinguistica. Prišli smo do prvonagrajenca. Chi si porterà a casa il primo premio dell'edizione del Premio Cergoli 2021? La giuria del Premio Cergoli 2021 ha deciso di assegnare il primo premio a Selma Smajic per la tesi intitolata La poetica nella produzione matura di Alessandro Damiani, in quanto il suo lavoro è quello che si avvicina di più come tematica e realizzazione ai requisiti richiesti dal premio. Nella tesi di Selma Smajic emerge la complessità dello spazio litoraneo che assurge a complesso laboratorio multietnico e plurilinguistico con poche analogie in Europa. Z natančno in umno predstavitvijo pesniške produkcije Damjanija prihajajo do izraza najpomembnejši zgodovinski in kulturni vidiki mesta Rijeka, fiume, reka v 20. stoletju. To je zgleden prikaz kulturnih in družbenih procesov hibridacije na tem narodnostno in jezikovno mešanem območju. Momento. Još na hrvatskom, samo malo, ostanite ovdje. Na mjestima koji ovaj rad predstavlja, zahvaljujući trigonometriji ovih zemlja, istaknutim regionalizmom te njihovom izuzetnošću i utopiji koju one predstavljaju, Europa, točnije središnja Europa, je procvala. Radi se o utopiji nadnacionalnog suživota, koja prvi proizlazi iz biološke potrebe za opstanak, tumačena kao mogućnost mirnog suživota bez sukoba, a tek poslije iz specifične samosvijesti. Ovaj inače teško dosegljiv cilj za čovjeka ovdje postaje mogući. Čestitke. Solo un dettaglio tecnico, naturalmente quelli che sono venuti sul palco fino adesso ci lasciano il proprio IBAN e anche il codice fiscale, perché naturalmente bisogna procedere secondo le normative e agli altri un ricordo, insomma un attestato di partecipazione che verrà comunque consegnato.
Prišli smo do konca. Adesso dobbiamo mettere il cappello a questo bel evento. Ma prima diria che un premio speciale, anche se simbolico, se lo meriti una persona che lavora in ombra. Però senza il suo impegno non che sarebbe il premio Cergoli. Alessandro Sgambati, hvala, grazie, vielen Dank. Allora è il cappello. Gospod predsednik žirije Piero Puric, tebi zadnjo besedo. Allora, come ultima parola, zadnja beseda, volessi concludere questa serata con sbesedami od Cergolia. Nel senso che Cergoli, con queste parole che sto per pronunciare, si riferiva a Trieste, ma questo è lo spirito del premio Cergoli e è quel che secondo me bimoro bit duscio cele Alpe jadranske skupnosti, recimo tako, di tutta la Mitteleuropa. E concludo appunto con alcune parole di una bellissima poesia di Cergoli, Ho Trieste. Ho Trieste, del sì, degli a, del da. 3 spade dei tormenti, 3 strade, tutte incontri. Grazie, hvala, dobar večer, buonasera. Vsem najlepša hvala za vašo prisotnost. Buon proseguimento di serata. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Doviđenja.